Colpo di scena allo stadio Gaetano Bonolis, dove la sfida tra il Teramo Calcio e Ostia Mare, match di cartello della 27esima giornata del campionato di Serie D Girone F, è stata sospesa prima dell'inizio del secondo tempo. A fermare la gara è stato l'infortunio del direttore di gara Gennaro Decimo della sezione di Napoli. Al rientro negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco gli ospiti erano in vantaggio per 0-1. Prima del fischio d'inizio le due squadre sono scese in campo indossando maglie bianche con scritte contro il bullismo, iniziativa accolta con favore dal pubblico presente sugli spalti del Bonolis. Per il big match di giornata erano presenti oltre 4.000 spettatori, a testimonianza del grande interesse attorno alla sfida. Sul piano di gioco il Teramo è partito subito forte. Dopo appena 50 secondi Giambè ha provato a portare in vantaggio i biancorossi con un diagonale che però è risultato troppo debole e facilmente bloccato dal portiere Vertua. All'ottavo i padroni di casa ci hanno riprovato con un tiro dalla distanza di Borgarello Vitali, ma la conclusione è terminata alta sopra la traversa. L'Ostia Mare si è vista al 12° quando Orfano ha dato vita a una grande volata centrandosi e calciando dai 20 metri, costringendo Grillo a distendersi per bloccare la sfera in due tempi. Il Teramo ha continuato a costruire gioco e al 23° una bella azione manovrata da destra a sinistra ha portato Borgarello a servire Sereni in ottima posizione, ma il tiro dell'esterno è finito alto. Al 34° i biancorossi hanno creato un'altra opportunità, con Borgarello che ha fatto da torre di testa per Giambè. L'attaccante ha controllato e concluso dai 20 metri, ma la traiettoria è risultata larga. Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sullo 0-0 è arrivata la beffa per la squadra di casa. Al primo minuto di recupero Spinosa è entrato in area dalla sinistra e con un preciso destro a giro ha battuto Grillo, portando in vantaggio l'Ostia Mare. Durante l'intervallo però è arrivato il colpo di scena. L'arbitro Decimo ha accusato un problema al polpaccio che gli ha impedito di proseguire la direzione della gara e dopo le verifiche di rito la partita è stata ufficialmente sospesa e rinviata a data da destinarsi con il punteggio fermo sullo 0-1 per gli ospiti. Ora spetterà alla Lega Nazionale Dilettanti stabilire quando verrà recuperato il secondo tempo della sfida.